Il requisito dell'autografia del testamento olografo. In un precedente video abbiamo parlato della possibilità di fare testamento senza rivolgersi al notaio. Nel video abbiamo spiegato quali sono i requisiti formali del testamento olografo da rispettare e abbiamo fornito alcuni spunti sul contenuto del testamento. Vi lasciamo il link in descrizione. In questo video ci dedichiamo al requisito dell'autografia. Il testatore infatti deve scrivere, utilizzando la propria scrittura abituale, sia le proprie volontà sia la data. Anche la firma da porre in calce al testamento deve essere autografa. L'intervento di un terzo nella redazione del testamento può comportare la nullità del testamento perché esclude il requisito formale dell'autografia. La dottrina e la giurisprudenza si sono occupate spesso dell'intervento di un terzo nella stesura del testamento e delle conseguenze giuridiche che ne derivano in termini di validità o meno del testamento. Ad esempio, il terzo potrebbe intervenire per inserire anche solo una parola oppure per apportare una modifica o una correzione. Anche in questo caso l'intervento potrebbe riguardare una sola parola. In questi casi è importante stabilire quando si è verificato l'intervento del terzo. L'inserimento o la correzione di una parte del testo è contestuale alla redazione del testamento oppure si tratta di un evento che si è verificato dopo che il testatore ha datato e firmato lo scritto? In questa seconda ipotesi si deve verificare se il testatore era o meno consapevole delle aggiunte e delle modifiche apportate dal terzo. Un altro caso riguarda l'ipotesi del terzo che guida la mano del testatore oppure agevola in altro modo la sua scrittura. Una volta accertato l'intervento del terzo si devono svolgere altre verifiche. Una verifica testuale per capire dove si colloca la parola inserita o corretta dal terzo, ad esempio all'interno delle disposizioni testamentarie, in una parte separata del testo scritto dal testatore, e una verifica sostanziale per comprendere se l'intervento del terzo sia in grado di incidere sulla volontà del testatore, pregiudicandone le originarie intenzioni. I contenziosi che riguardano la nullità del testamento per carenza di autografia sono complessi e impongono il ricorso a una consulenza tecnica, allo scopo di verificare la scrittura del documento. Il consulente dovrà accertare se il testo è riferibile al testatore in tutto o in parte. Questi esempi dimostrano le criticità del testamento olografo per il rischio di alterazione da parte di un terzo. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto civile. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.